Guardate, c'è un qualcosa sulla torre che dopo la pubblicità, sulla torre perché l'indignazione così, cioè voglio dire, anche un po' il senso della fregatura, diciamoci chiaramente con tutto quello che sta succedendo, però lui si vuole sfogare, è venuto stasera e diceva fammi sfogare perché io ho delle cose qua sullo stomaco che da un sacco di tempo non dico e mi andrebbe di dirle, no? Allora, Di Pietro, c'è il mistero della caduta di Prodi, ma c'è pure quello della caduta di Berlusconi, perché insomma nei mesi precedenti proprio la caduta... Cioè, innanzitutto partiamo proprio da questo. Sarò pure un contadino che non sa manco l'italiano, figurati l'inglese, però scarpe larghe e cervello fino. Siamo stati l'unico, il Partito Italia dei Valori e io, che in Parlamento all'epoca ci opponemmo a quel governo, ci opponemmo a quella idea delle larghe intese e per questa ragione fummo espulso dalla coalizione del centro-sinistra. Questo non se lo ricorda nessuno nel Paese. A quell'epoca non ci voleva molto per capire che in democrazia si usa così. Quando non c'hai la maggioranza in Parlamento, non ti inventi i governi cosiddetti di larghe intese, perché i cittadini hanno votato o una parte o all'altra, torni a votare. Ma io è proprio questa la ragione per cui sono qua, per avvertire gli italiani e per invitarli a riflettere di ciò che è successo. In Parlamento, o meglio ancora, un signore che si chiama Silvio Berlusconi non ha cercato la maggioranza in Parlamento per motivi politici, ma l'ha cercato, secondo l'accusa che si sta svolgendo a Napoli, comprando qualche parlamentare, cioè l'idea della corruzione parlamentare. Ecco perché io non sono d'accordo con Prodi. Prodi, ha sentito cosa ha detto? È stato offeso il governo. E perché non ti sei costituito parte civile allora? Chi ci stava al governo? Ci stavo io o ci stavi tu? Non ci stavo solo io. L'istituzione, dice lui, non la persona, ma ci vuole un nome e cognome per costituirsi parte civile, uè! Se nessuno di tutti armiamoci è partita, alla fine sono l'unico scemo, sono io. Non ho mica capito io. Lo sa o non lo sa, con tutto il rispetto per l'amico e collega Grasso, se Grasso invece di farlo all'ultimo giorno, che l'ha fatto il giorno 11, lo faceva almeno 7 giorni prima, poteva presentare una lista testi, che non può più presentare perché sono scaduti i termini. O meglio, non succede niente perché sto fesso, da buon contadino, ha presentato la lista testi, perché io mi sono costituito parte civile e l'ho fatto pure per il Parlamento. Ne parliamo dopo di questo, però possiamo un attimo fare un passo avanti, no? Il passo avanti è questo qui, che adesso non parliamo quando è caduto Prodi, no? Quando è caduto Berlusconi. Quando è caduto Berlusconi, che cosa stava succedendo prima? Perché la cosa forte è che a un certo punto sembrava tutto tranquillo, no? Lei si era fatta con la bella fotografia, lei, Bersani, Vendola, no? Come si chiamava la fotografia di? Basto, che ce la siamo scordati. Avevamo Sembravate vinto, già pronti per andare a votare. Poi lei, non voglio aprire il capitolo che riguarda lei personalmente, il reclutamento dei suoi parlamentari, eccetera, l'abbiamo già fatto. Voglio capire questo, di fatto voi eravate pronti ad andare a votare, no? Lo so, però quella maggioranza evidentemente non piaceva a qualcuno. Signor Presidente della Repubblica, glielo dico da buon cittadino, lei deve fare il Presidente della Repubblica, non deve scegliere chi stare al governo e chi governare, questo lo devono scegliere gli italiani. Io voglio che si torni a votare al più presto possibile, perché in un paese democratico l'arbitro fa l'arbitro, non fa pure il giocatore. Io vorrei ricordare una cosa. Ma questo è il commento, il racconto del fatto è che a un certo punto Fini aveva messo in crisi questa maggioranza e sembrava che quasi non ce la facessero a prendere i voti in Parlamento, poi invece ce l'hanno fatta per un soffio, per 3 voti, ma non si è andato a votare a ridosso della crisi, si è andato a votare un mese dopo. Per dare la possibilità a quello di sistemare gli affari suoi, ma questo è un altro discorso. Il problema di fondo, torno a ripetere, è sempre questo. Io credo che io non sono d'accordo con il Presidente della Repubblica nel momento in cui si dovesse domani, dopo che cade Letta, si dovesse ancora una volta fare un governo di larghe intese, io credo che ancora una volta... Non soltanto larghe, insomma, ormai si sono ristrette, però sotto c'è quello più largo, sopra c'è un po' più ristretta l'intesa, ma c'è un'intesa più larga sotto, ha capito? C'è una cosa più complicata, la politica italiana, lei è troppo contadino, non fa per lei, perché
ha capito? Deve essere un po' più complesso. Le cose sono... abbi pazienza, perché voi avete capito perché si cambia Letta con Renzo e Renzi con Letta, cioè invertendo l'ordine degli ardenti. In Parlamento c'è la stessa maggioranza, che può fare di più di quel che faceva Letta. C'ha l'energia, allora lei come contadino non capisce l'importanza. Ma ci vogliono i voti, non è l'energia. In Parlamento non ci stanno i voti. Allora. O meglio, da retta a me. I voti ci potranno pure essere, se gli fa comodo a qualcuno, perché il sistema, non so se si è capito. La Seconda Repubblica, il guaio più grosso che abbiamo fatto noi, che abbiamo fatto in Mani Pulite, è stato proprio questo, che dovevamo cambiare la classe politica, invece abbiamo ingegnerizzato il sistema. Prima ci stavano chi commetteva i reati, adesso ci sta chi fa le leggi per fare in modo che il reato non è più reato e le prove non sono più prove. Non so se chiarisce a me. Allora, Ainis. Ma di più, la cosa più grave è che cosa è successo? Che è la corruzione parlamentare. Cioè, una cosa è un governo, sullo stomaco, però. Una cosa è un governo che cade per motivi politici, una cosa è ma provate a riflettere, una cosa è uno che va a pagare un parlamentare o tanti parlamentari per fare in modo che invece votare bianchi vota neri in un modo o in un altro. Cioè non c'è niente di peggio di tutto questo, e rispetto a tutto questo non andare a votare con la scusa di fare le grandi riforme a me pare una grande presa in giro. Allora, Ainis. Il Presidente del governo è andato da Napolitano, non è andato in Parlamento. Non è così. Purtroppo il Parlamento, oggi come oggi, è ostaggio anch'esso di forze esterne che stanno, mi dispiace dirlo, che stanno esterne al Parlamento. Questa è la verità. Cosa dice dei posti di potere più importanti? È la ragione per cui non si vuole andare a votare, allora, no? E sarà questa, scusi, no, e non può essere questa la ragione nobile per cui Renzi ha deciso di bruciare le tappe? Questa è la ragione. Che se no arrivava quando già gli avevano nominato tutti, che faceva più? È meno nobile per cui il sistema si vuol tenere tutto sotto controllo, perché, torno a ripetere, in un paese però qualcosa bisogna fare con questo sistema. Ma abbi pazienza, bisogna andare a votare, l'unico modo è questo, perché se non vai a votare, ma questo è il Presidente della Repubblica, se la deve assumere questa responsabilità, votare, la deve smettere. Cioè, la prima volta con Prodi, poi con Berlusconi, ma un poi tentativo, con Renzi, un tentativo. Non si chiamerà impeachment, ma si chiama qualcosa di un dentista farebbe un lavoro. Quale maggioranza parlamentare, se l'ultima maggioranza parlamentare gli ha appena dato 7 miliardi alle banche l'altro giorno? Di Pietro. Ci vuole una maggioranza parlamentare scelta dagli elettori, lo volete capire o no? In democrazia si usa così. Un attimo Di Pietro. No, che Di Pietro non si rende conto dell'effetto braccio di ferro. L'unico modo di Pietro di braccio fare... di ferro. Spinaci. Sì, ma chi lo vota? Pane e spinaci lo voti, chi lo vota? A botte di sganassoni votano, Chiama D'Ambroso e sistema tutti. Hanno approvato 7 miliardi di euro o votano o D'Ambroso. Stiamo civili. No, questo processo di Napoli, che comunque è ingombrante, anche ingombrante dal punto di vista dell'immagine, perché lei che compare di nuovo con la toga sulle spalle, diciamo, praticamente un brivido si è sparso per il paese, dice ma che siamo tornati di nuovo al punto di partenza. Ha un aspetto importante, cioè il fatto che si sta allargando il cerchio. Che cosa vuol dire questo? Siccome quello era un processo che rischiava di andare in prescrizione, se si allarga il cerchio è più difficile che vada in prescrizione? Ma è proprio questo che io mi auguro, che tutte le procure siano messe in grado di poter fare il loro dovere fino in fondo, perché di un sistema si tratta, cioè vale a dire in Parlamento raggiungo la maggioranza non perché l'hanno votato gli elettori, non perché l'hanno voluto gli elettori, ma perché compro quel che mi serve, perché da quando c'è il Vangelo ci ha insegnato Giuda ai 30 denari, c'è sempre, è vero, qualche Giuda che si vende per 30 denari, ma quel Lucifero però che va lì a comprarle per 30 denari, che poi deve fare il riformatore della Costituzione, mi sembra un po' troppo sotto questo aspetto. Ma allora, voglio dire una cosa, non mi perdoni. No, no, ma è una cosa tecnica che però è un aspetto politico, perché nessuno l'ha capita questa cosa qua. Lo dico subito. Con la Costituzione di parte civile di Grasso, no, del Senato, potrebbe voler dire che se anche il processo andasse in prescrizione, ma no, si constatasse che il reato è avvenuto, perché una sentenza potrebbe dire questo, cioè il reato è prescritto, però il reato c'è stato, ci potrebbe essere una condanna civile
sul piano tecnico la prescrizione prima della sentenza passata in giudicato, mi faccio fare un po' il tecnico, non puoi dire che uno è colpevole. Il problema è a monte, è che probabilmente non si può evitare la prescrizione se rientra tutto all'interno di un sistema criminoso, per cui è una consecuzione di atti criminali che vengono fatti, nel tempo. per cui non scade più nel 2015, ma scade quando finisce il processo di corruzione. È diverso il fatto sul piano tecnico. Io però mi lasci dire una cosa rispetto a quel che ha detto Ferrara, cioè ha parlato rispetto a una sentenza, ha chiamato, come l'ha chiamata quella sentenza, ricordatelo voi, con una parolaccia, ha detto che è una sentenza insomma ingiusta, abominevole e quant'altro. Una sentenza passata in giudicato che stabilisce che c'è una persona che non paga le tasse, che quindi è uno che froda il fisco, non va trattata come se fosse diciamo così, una parolaccia, va rispettata come vanno rispettati i magistrati che hanno messo quella sentenza. Quindi questa idea di far passare nell'immagine collettivo che Berlusconi è una vittima perché ha subito una sentenza di condanna, ci si chiede piuttosto quale buon esempio si può dare a tutti i cittadini che pensano che si può evadere il fisco, tanto la colpa è dei magistrati che stanno condannati e non di te che hai fregato lo Stato. Punto. Siccome da questo ne discende Di Pietro, è bellissimo su quella, la prossima volta venga in toga, perché così diciamo, cioè, la vediamo un po' incompleto, questa camicia bianca che mi ricorda tanti conduttori televisivi, invece no, la toga le dà, come dire, quel fascino, quell'allure particolare. Quello che avevamo fatto in toga, se avessero seguito la politica, preso atto di quello che avevamo scoperto e curato il male invece che curare i medici. La politica non l'ha mai seguita, la politica la insegue Di Pietro, questa la verità è questa. Comunque, subito dopo la pubblicità, con i giudici, grazie di essere stati con noi. Grazie anche a lei, ritorni.